Tragedia nel pomeriggio a Ormelle, un 17enne in scooter si scontra con un furgoncino delle poste. Per il giovanissimo un volo di 30 metri prima di finire in un fossato, è morto sul colpo. Lascia il nipote di 8 anni chiuso in auto alle 9:30 di sera nel parcheggio della sala bingo per andare a giocare. Nonna trevigiana denunciata. Notte da incubo per alcuni agenti penitenziari di Treviso. Giunto al pronto soccorso del Cafongiano, hanno dovuto fronteggiare la follia di un energumeno, situazione intollerabile, denunciano i sindacati. Entra nell'abitazione vuota per assenza della proprietaria in vacanza, ma i vicini si accorgono dell'intrusione e chiamano i carabinieri. Il ladro arrestato a appena 18 anni, successo a Ponte di Piave. Ancora crolli sulle Dolomiti, impressionante distacco di roccia stamane dal Monte Pelmo, soccorso alpino sul posto per verificare che non ci fossero persone coinvolte. Il sindaco di Val di Zoldo, una tragedia sfiorata. Nei primi 6 mesi dell'anno il Tribunale italiano con il migliore rapporto tra procedure fallimentari concluse e fascicoli aperti è stato quello di Treviso, i dati dell'osservatorio sul tema. Le barriere architettoniche rendono Conegliano inaccessibile ai disabili, la denuncia di un gruppo di cittadini in nostro viaggio con loro tra le difficoltà. La vittoria Veneto di 85 anni di Renato Longo, leggenda del ciclocross, 5 volte campione del mondo e 12 volte campione italiano, tanti gli aneddoti di una carriera ricchissima di successi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con la cronaca e purtroppo è la cronaca di un'altra giovanissima vita spezzata lungo le strade della Marca. La tragedia si è consumata nel pomeriggio a Ormelle, la vittima è un 17enne del posto che si trovava in sella allo scooter e si è scontrato con un furgone delle poste, un volo pensate di 30 metri prima di finire nel fossato, nulla da fare per il ragazzo. A terra i pezzi dello scooter, parte di una vita cancellata in un istante, l'ennesima tragedia della strada. La vittima è giovanissima, Alessandro Feletto, 17 anni, di Ormelle. Uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo si è messo da via Campagnola verso la provinciale via Roma, svoltando a sinistra. In quel momento stava sopraggiungendo un furgone Fiat Ducato che non ha potuto evitare l'impatto. Un volo di 30 metri. Il 17enne è finito dentro un fossato. Sulla strada è calato il silenzio, squarciato dal suono delle sirene. Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori del SUEM 118. Nulla da fare per il 17enne, troppo gravi le ferite riportate. Il ragazzo studente è morto sul colpo. Originario di Oderzo, viveva ad Ormelle, poco lontano dal luogo della tragedia. Forse era appena uscito di casa. Nel pomeriggio il dramma. Saranno i carabinieri a ricostruire il gravissimo incidente stradale. Sotto shock la conducente del furgone, una giovane 29enne rimasta illesa. Le auto continuano a transitare, rallentano sulla strada, quella scena è straziante, il corpo di Alessandro coperto dal lenzuolo. Nel fossato lo scooter. La comunità si chiude nel dolore di una vita spezzata, troppo giovane per riuscire ad accettarla. Sulla strada si sono infranti i sogni, le speranze di un 17enne. Una strada, questa, ci racconta un automobilista, pericolosa. Sì, perché lì sta bene che non si vede bene fuori. Anche lei fa fatica con la macchina? Mi tocca guardare bene. Fermarsi e guardare. Ringraziando Cristo non ho mai avuto incidenti. Nelle prossime ore andremo a trovare la famiglia, commenta sconsolato il sindaco di Ormelle Andrea Manente. Una tragedia questa per tutta la comunità. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Motta. Una vicenda incredibile avvenuta qualche giorno fa nel Trevigiano. Lascia il piccolo nipotino in auto, chiuso in auto, nel parcheggio della sala bingo alle 9:30 di sera e va a giocare alla sala bingo. Una nonna è stata denunciata. Nella Marca intanto sono in continuo aumento i casi delle dipendenze da gioco. I genitori si dovevano assentare per qualche giorno ed hanno affidato alla nonna il loro bambino di 8 anni. Tutto procedeva bene fino a quando la donna ha deciso di andare a giocare in una sala bingo del Trevigiano. Alle 21:30 è arrivata ed ha parcheggiato la macchina lasciando dentro il nipotino. Torno subito, gli avrà detto, ma una volta all'interno ha perso la cognizione del tempo mentre il piccolo restava da solo nella vettura in una condizione di potenziale pericolo, con il via vai di estranei e senza nessun punto di riferimento. Sono stati gli uomini della sicurezza ad accorgersi della sua presenza in macchina. Più volte la donna è stata chiamata con l'autoparlante ed invitata a raggiungere l'uscita, ma dopo oltre mezz'ora lei non si era ancora presentata ed è stato allertato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri
carabinieri. La nonna a quel punto è uscita, la vicenda è stata segnalata in procura ed ora sarà l'autorità giudiziaria a valutare la denuncia per abbandono di minore. Il piccolo, sorpreso e assonnato, è stato portato a casa. Una vicenda questa che ha riportato al centro dell'attenzione un fenomeno che nella Marca sta continuando a crescere, la dipendenza dal gioco. Quando si entra in queste sale si perde la cognizione del tempo, ci spiega la referente del Dipartimento delle Dipendenze. Il miraggio di vincere porta un giocatore a tentare più volte. Questo fa sì che la persona in qualche modo permanga più tempo di quello previsto, calcolato, ma soprattutto perde i riferimenti. Quindi se aveva calcolato di stare il tempo di una giocata, questo meccanismo psicologico che è appunto la dipendenza fa sì che la persona si dimentichi proprio anche degli impegni, così come molto importanti, che può essere quello dell'accudimento di un bambino. Negli ultimi anni si è registrato un aumento di persone dipendenti dal gioco d'azzardo. L'anno scorso, quindi parliamo del 2021, abbiamo avuto nei 3 ambulatori del nostro Dipartimento, che sono collocati uno a Castelfranco, uno a Treviso e l'altro a Conegliano, complessivamente 191 soggetti trattati per il gioco d'azzardo e 52 famiglie che si sono presentate per le ricadute che può esserci nel momento in cui c'è un giocatore in famiglia. Il Dipartimento, per sostenere ed aiutare le famiglie, ha attivato un nuovo servizio. Gli ambulatori già dall'anno scorso sono stati dotati di alcune consulenze legali e fiscali, perché molti dei giocatori che si presentano da noi hanno delle problematiche economiche interessanti per certi aspetti, ma anche molto pesanti con le finanziarie. Restiamo in ambito sanitario, ma parliamo del vaiolo delle scimmie. Il vaccino contro il vaiolo delle scimmie non è ancora giunto in provincia di Treviso, lo conferma il direttore dell'ULSS 2 Benazzi. Siamo in attesa di indicazioni dalla Regione. In Veneto ad oggi sono arrivate circa 400 dosi, la provincia di Treviso non è tra le più in emergenza come ad esempio Padova. Impossibile stabilire una data certa per l'arrivo del vaccino a Treviso, di sicuro non saranno vaccinazioni di massa come per il Covid, continua il direttore generale, saranno vaccinati solo i pazienti positivi con sintomi e soprattutto il nostro personale di laboratorio che per motivi di lavoro deve maneggiare giornalmente questo virus con il rischio concreto di infettarsi. Dai laboratori all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si è vissuta una nottata da incubo per 2 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Treviso che, giunti al pronto soccorso in servizio, hanno dovuto affrontare la follia di un energumeno. I sindacati ora sono sul piede di guerra. Non contento delle risposte avute dal personale infermeristico, ha iniziato a buttare, a scaraventare a terra strumenti del pronto soccorso, quindi creando caos, paura all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Per forza di cosa hanno dovuto usare, l'hanno dovuto bloccarlo fisicamente, quindi l'hanno dovuto immobilizzare. Una protesta sconsiderata e violenta è quella inscenata nella notte da un uomo straniero tossicodipendente e già noto alle forze dell'ordine al pronto soccorso del Cafoncello. Attimi di follia che non hanno avuto conseguenze peggiori solo per l'intervento di 2 agenti di polizia penitenziaria che si trovavano all'ospedale per piantonare un detenuto ricoverato poco prima d'urgenza. Nel tentativo di immobilizzare l'energumeno, i 2 uomini sono stati colpiti violentemente al volto. Hanno avuto delle contusioni perché hanno preso dei pugni in faccia, quindi insomma non è stato un bel momento. Poi sono arrivati i carabinieri, la polizia e la questione si è possiamo dire normalizzata. Coraggio e professionalità da un lato, forti criticità generali dall'altro. Per il sindacato resta l'emergenza personale all'interno della casa circondariale di Santabona, carenza di organico, turni oltre le 9 ore di servizio, mezzi e strutture inadeguati. Troppi anche gli accessi al pronto soccorso che impegnano le guardie e le distolgono da altre attività. C'è un invio esagerato di detenuti che non si riescono a curare dentro e che vengono inviati al pronto soccorso magari uscendo con un codice
di imminente pericolo di vita, arrivano al pronto soccorso e il codice magicamente cambia, no? Il codice d'urgenza, di cure, che magari da rosso diventa verde. Aumentare i filtri interni, la soluzione prospettata, anche perché, stando ai dati del sindacato, almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che quasi 2 su 3 sono malati, malattie infettive e disagi mentali, le patologie più diffuse anche a Santabona. Torniamo alla cronaca con l'ennesimo episodio di uno scippo violento a Conegliano. Questa mattina intorno alle 7 un residente che stava passeggiando con il proprio cagnolino nelle vicinanze della chiesa dei Frati Cappuccini è stato aggredito e scippato della catenina che aveva al collo da un uomo che l'ha costretto a poi ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dopo averlo spinto a terra. La persona aggredita ha appunto cercato di resistere, ma non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine sono giunte tempestivamente sul posto, ma l'uomo si era dileguato. A Ponte di Piave invece i vicini hanno dato l'allarme e consentito di arrestare un ladro che era entrato in casa, un ladro che, pensate, ha soltanto 18 anni. Ha forzato la porta d'ingresso di un'abitazione di Ponte di Piave e poi ha fatto irruzione in casa approfittando dell'assenza della proprietaria. Il ladro è un 18enne residente nello Pietergino. Ad accorgersi dei movimenti sospetti nella casa, alcuni vicini che hanno immediatamente dato l'allarme al 112. Il giovane, infatti, non si è accorto che sul posto stavano arrivando in velocità alcune pattuglie dei carabinieri. Nel mirino del 18enne un decespugliatore dal valore di 600 euro, bottino che non è riuscito a portare a casa. Al loro arrivo i carabinieri si sono precipitati all'interno dell'abitazione, dove il ragazzo è stato colto in flagrante mentre trafugava attrezzi da lavoro e giardinaggio e subito arrestato. Il 18enne probabilmente sapeva che in casa non c'era nessuno, notando che la proprietaria era assente da qualche giorno. Oggi il processo per direttissima che ha avuto come esito la condanna del 18enne ad 1 anno di reclusione e al pagamento di una multa appena sospesa. Un fenomeno, quello dei giovani che compiono reati in continuo aumento, reati che compromettono il futuro dei giovani sotto l'aspetto sociale e giudiziario. Un forte stato di attenzione e di allerta che porta le amministrazioni anche a fare delle progettualità che vadano a coinvolgere, ma sicuramente un grado di attenzione che passa attraverso una collaborazione con le famiglie, ma anche con le varie agenzie educative come le scuole. Continua intanto l'appello dei carabinieri che invitano i cittadini a non divulgare sui social date e luogo delle proprie vacanze per non rendere pubblica la temporanea assenza da casa. E sentite cosa ha detto al giudice per giustificarsi il giovane polacco residente a Vittorio Veneto che è stato bloccato dopo aver tentato di rubare nella canonica di San Gregorio a Terranegra nel Padovano. Mi dispiace, sono in ferie e sono senza soldi, giuro che la prossima settimana ricomincio a lavorare. Si è giustificato così davanti al giudice Damian Piekarski, 32enne polacco residente a Vittorio Veneto ma domiciliato a Padova, dove ha detto di lavorare. Il giovane era stato fermato poche ore prima dai carabinieri dopo aver forzato la porta della canonica e della scuola materna della parrocchia di San Gregorio Magno in quartiere Terranegra. Era stato il parroco Don Fabio Artusi ad accorgersi della presenza del giovane dal videocitofono alle 3:20 di notte. Il sacerdote ha chiamato i carabinieri che sono arrivati subito e hanno fermato il 32enne. In caserma, dopo aver dato false generalità, è emerso il lungo elenco di precedenti a suo carico per furti e rapine eseguite soprattutto nel Coneglianese e nel Vittoriese. Domenica notte Piekarski aveva con sé 2 cacciaviti, ma i carabinieri gli hanno trovato in tasca anche 21 grammi di hashish. È stato arrestato per tentato furto, falso sulla identità personale e spaccio di sostanze stupefacenti. Davanti al giudice ha patteggiato la pena di 1 anno e 10 mesi, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I dati della giustizia non solo i dati che comunemente vi raccontiamo. Nei primi 6 mesi dell'anno il Tribunale italiano con il migliore rapporto tra procedure fallimentari concluse e fascicoli aperti è quello di Treviso, con il 260%, pari a 2,6 pratiche concluse per ciascuna avviata. I dati sono stati diffusi all'osservatorio CERRISI sulla base della operatività dei 140 tribunali nazionali in tema di diritto fallimentare. Adesso a Montebelluna abbiamo raccontato sabato scorso della frana che nella notte era sopraggiunta, la frana che era crollata, lo smottamento in via Foresto, la chiusura della strada che resta ancora chiusa. Il sindaco rassicura i cittadini e ribadisce prendere tempo è necessario per il ripristino della sicurezza. La frana è stata sgomberata dai vigili del fuoco, a cui va tutto il mio ringraziamento assieme
agli operai comunali e ai carabinieri. È ancora chiusa via Foresto a Montebelluna, che nella notte fra venerdì e sabato scorsi è stata invasa dal fango per via di una frana causata dalla rottura di un tubo di irrigazione di un vigneto che l'ha resa non transitabile alle auto. In questo frangente la fretta sia cattiva consigliera proprio per fare in modo di evitare delle tragedie come quella che grazie a Dio è stata evitata con la macchina durante la frana, che per fortuna frana per la quale sicuramente non è accaduto nulla. Via Foresto collega Mercato Vecchio alla zona ovest della città ed è molto trafficata. Al momento è stata liberata dalla terra e dagli arbusti scesi dal pendio, ma prima di riaprirla al transito si attendono interventi di messa in sicurezza ancora da definire, che potrebbero mettere in difficoltà la realizzazione del Palio di Montebelluna, previsto dal 31 di agosto fino al 5 di settembre, per non parlare dei problemi che ci potrebbero essere per la viabilità con il rientro dalle vacanze e la riapertura delle scuole. Il palio si terrà tra circa 2-3 settimane, speriamo di arrivare per tempo con la messa in sicurezza, ma se ciò non dovesse avvenire per cause di forza maggiore dovremo trovare delle alternative. Il sindaco Bordin ritiene che sia importante prendere il tempo necessario per garantire un ottimale ripristino della strada affinché il problema non si ripresenti in futuro, in quanto la fretta è cattiva consigliera e potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Per mettere in sicurezza plausibilmente ci vorranno dei tempi tecnici e quindi credo che in questo frangente la fretta sia cattiva consigliera, dobbiamo agire in maniera compiuta e circostanziata per fare in modo di non mettere a repentaglio la vita delle persone, che è la cosa più importante di tutte. Di nuovo la cronaca, ancora vittime di truffe online nella zona castellana, con 3 denunciati dai carabinieri. Un 20enne egiziano accusato di aver raggirato una giovane di Resana durante una trattativa per l'acquisto di un mobile, facendole versare 250 euro su carta prepagata per poi sparire. Poi un 21enne del Casertano che ha alleggerito di 400 euro un residente dell'Asolano durante la sottoscrizione di una polizza RCA sempre su carta prepagata. Infine un 64enne romano che ha truffato una giovane impiegata di Castelcuco dopo aver messo in vendita su internet un recente costoso modello di smartphone, rendendosi poi come sempre irreperibile dopo aver ricevuto un bonifico bancario di 840 euro. Anche qui, come nel caso dei furti, resta sempre l'appello dei carabinieri di fare molta attenzione con gli acquisti e le trattative online. Adesso a Conegliano e parliamo di barriere architettoniche che secondo alcuni residenti disabili stanno rendendo Conegliano inaccessibile totalmente ai disabili. Ecco le loro testimonianze. Ci sono problemi gravi e abbiamo un problema che, nonostante siamo stati in giunta più volte più disabili con il nostro legale, ecco, l'amministrazione purtroppo non ne sente, non ne vuol sapere. Se una città diventa discriminante per le persone con disabilità per via di barriere architettoniche, allora il dialogo con il comune può non essere sufficiente. Così il signor Raffaele, insieme ad un gruppo di altri cittadini di Conegliano diversamente abili, ha deciso di rivolgersi ai nostri microfoni per contestare l'apparente inerzia delle amministrazioni pubbliche nei loro confronti. Secondo questi residenti di Conegliano, la città sta diventando sempre più inaccessibile ai disabili. E abbiamo fatto presente, va bene sistemare il manto stradale, però anche i chiusini cercate di portare a quota, caritoi e quant'altro, e sistemati anche i marciapiedi. Delle volte ci sono dei marciapiedi impraticabili, non possiamo percorrerli e dobbiamo andare su strada, quindi non in sicurezza, e quindi questo è il massimo della situazione, insomma. L'accessibilità però non è solo un valore, ma è soprattutto un dovere etico. Pertanto abbiamo deciso di fare un tour per le strade di Conegliano per vedere lo stato in cui versano gli attraversamenti pedonali, i marciapiedi, andando incontro alle difficoltà che i disabili vivono ogni giorno nell'attraversare la città. Qui siamo, l'attraversamento davanti pasticceria Firmino. Ecco, allora, qui hanno fatto un lieve rialzamento all'attraversamento pedonale. 15-20 giorni fa, io e il mio amico qui, Federico, siamo rimasti incastrati
in questo rialzamento che hanno fatto. Ecco, non si può salire. Questo è Piano Zerosaurio. Perfetto, qual è che è il problema? Allora, esatto, questa strada è stata asfaltata da poco e praticamente prima questo attraversamento pedonale era accessibile e praticabile per noi. Adesso, da quando hanno fatto l'asfalto, anziché praticamente di rimettere lo scivolo come era prima, hanno messo il marciapiede. Per piacere, fate qualcosa, che è già tardi. Ecco, perché la città è veramente impraticabile. La politica adesso, a pochi giorni dal deposito dei simboli, i giochi sono ancora aperti, prove di dialogo tra Calenda e Renzi, con il primo che spara ovviamente sui dem. Berlusconi parla di un pericolo patrimoniale, Sinistra Italiana chiede di tassare con 1% i super ricchi e poi le tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle, il quadro nel prossimo servizio. Politicamente oggi io non mi fido di Beppe Grillo e Beppe Grillo ancora in parte fa da padre padrone e io sotto Grillo non ci sto. Dice di non dimenticare quello che Grillo ha fatto per lui e per il paese, ma la premessa dell'ex volto forte dei 5 Stelle di Battista non cambia la sostanza di una dichiarazione roboante in un movimento che cerca la propria strada dopo defezioni importantissime, ma parole forti arrivano da tutti i fronti. Ritorna sullo strappo con il PD Carlo Calenda, che si rivolge direttamente a Letta: apriti cielo. Enrico, non raccontare balle, sapevi esattamente quello che sarebbe accaduto, l'hai saputo da sempre, te l'ho spiegato, ti ho incontrato giovedì e te l'ho detto e te l'ho ripetuto costantemente. Ne approfitta Matteo Renzi, i contatti con Calenda sono ormai quotidiani per quello che dovrebbe diventare il terzo polo, più pacifici almeno al momento i toni all'interno del centrodestra, con Forza Italia che aggiunge al simbolo la denominazione Partito Popolare Europeo, più che una dicitura un messaggio alle cancellerie europee in vista di un possibile governo Meloni. Il presidente Berlusconi ha deciso fortemente di inserire queste 3 parole nel simbolo, che hanno un significato politico importante, perché, ripeto, si tratta della nostra scelta europeista. Berlusconi che è tornato a parlare di rischio patrimoniale nel caso di ritorno della sinistra, ma su questo risponde il portavoce trevigiano di Sinistra Italiana Francesco Cancian: si tratta di tassare i patrimoni sopra il €1.000.000 per finanziare le politiche a favore dei giovani. Parliamo non di ricchi ma di super ricchi che attraverso l'1% nella tassazione di chi ha un patrimonio superiore a €1.000.000 pensiamo di rifinanziare i giovani. Certo. Tiene la palla al centro Raffaele Baratto, esponente di Coraggio Italia, la formazione di Brugnaro prossima all'alleanza con l'UDC. Nessuna patrimoniale, dice Baratto, piuttosto occorre puntare su una riforma fiscale organica. Anche sulla questione della tassazione. E io credo che questo sia un paese da riformare per la questione fiscale. Si è provato anche nell'ultima delega che si è fatto sul delega fiscale, ma non ci siamo riusciti, qualcosa si è portato a casa, ma davvero c'è da intervenire. Tattica e programmi quando mancano 5 giorni alla presentazione dei simboli delle liste, con un quadro mai così fluido. Anche il tema delle baby gang infiamma il dibattito politico in un'estate contrassegnata da numerosi episodi di violenza anche nella nostra Marca Trevigiana e in Veneto. Oggi la proposta shock di Matteo Salvini: via il motorino, niente patente a 18 anni, prende le distanze Fabio Crea di Fratelli d'Italia a Treviso e converge anche il Partito Democratico. Baby gang sembra una follia. Soluzione, al di là delle denunce e delle riflessioni sui genitori che non ci sono: via il motorino, subito, 14, 15, 16, 17 anni, hai finito di andare in giro in motorino. B, patente di guida, non più a 18 anni, ragazza mia o ragazzo mio, 19, 20. Daspo, ti si sospende il diritto di andare in giro fino a che tu non tornerai un ragazzo o una ragazza normale e per bene.
Cosa ne pensate? Sceglie TikTok, il social dei giovanissimi, Matteo Salvini per lanciare la sua proposta shock, così da limitare il fenomeno delle baby gang, problema che infiamma tutto il Veneto, da Jesolo alla Marca trevigiana. E proprio da Treviso arriva una prima doccia fredda da parte dell'alleato Fratelli d'Italia, in particolare Fabio Crea, che da avvocato non ne fa solo una questione politica, ma anche legale. Non rido ma sorrido. Ritengo che sia assolutamente inaccoglibile una proposta che voglia essere come forma punitiva o di deterrenza il fatto di levare il motorino piuttosto che che non dare la patente a 18 anni, perché non sono questi due elementi lo strumento che determina i ragazzi, i più giovani, alla commissione di reati o di comportamenti anticivici e antisociali. Analisi condivisa anche dal PD trevigiano con Roberto Grigoletto, che si rivolge direttamente a Salvini perché faccia un passaggio con il sindaco Mario Conte. Credo però di poter dire che a Salvini, ma non soltanto a lui, ma a lui in particolare, manchi un po' di esperienza amministrativa, che prova a chiamare il sindaco Mario Conte, ad esempio, che deve affrontare situazioni molto difficili sulla sicurezza nel centro città. Fabio ne sa qualcosa, come ripeto, forse certe sparate proprio le eviterebbe, perché mette davvero in imbarazzo oltre a non risolvere assolutamente il problema. Cambiamo argomento. A Vittorio Veneto, gli 85 anni di una leggenda del ciclocross. Fra strada, pista e ciclocross ho vinto 233 gare. 5 volte campione del mondo e 12 volte campione nazionale. Renato Longo compie 85 anni e nel giorno del suo compleanno ricorda gli aneddoti di una vita e l'amore profondo per il ciclocross. E anch'io ho fatto delle corse su strada, ho fatto delle corse su pista, ho vinto un campionato italiano nel 59, il mio primo titolo italiano l'ho vinto su pista dietro motori. Fatica, dedizione e coraggio. Longo, nato nel 1937 a San Lorenzo, una frazione di Vittorio Veneto, si è avvicinato al ciclismo nel 1955, comprandosi la sua prima bici usata quando lavorava a Milano come panettiere. Una vita spesa con amore per il ciclocross che gli ha permesso di conoscere e competere con i nomi più forti e i grandi del ciclismo, oltre ad aver ricevuto la medaglia d'oro al valore atletico da Aldo Moro. Il ciclocross richiede un grande impegno. Noi non avevamo assistenza da parte della società, si viaggiava sempre quasi sempre in quell'epoca da soli, si riusciva a andare alle corse in macchina a volte. Pensi che una volta in 8 giorni abbiamo fatto 5 corse. Anche se ormai Longo ha smesso l'attività, i ricordi di una vita da corridore rimangono impressi, perché in realtà il campione non ha mai smesso di pedalare. Si è incominciato la nuova vita. Auguri ancora al campionissimo Longo. Adesso andiamo nel Bellunese. E ancora un crollo sulle Dolomiti, stavolta sul Monte Pelmo, tra Zoldo e Agordino. Una tragedia sfiorata a pochi giorni dal Ferragosto. La scena è stata ripresa da diversi escursionisti che si trovavano nei rifugi della zona. Immediata l'attivazione dei soccorsi che hanno scongiurato il coinvolgimento di persone. Noi anche qui da Zoldo abbiamo sentito un rumore classico, tipico di un cedimento di roccia. Naturalmente poi dal versante quello zoldano non si vede, perché la frana il cedimento rispetto al Pelmo è esattamente dietro. Lo si vede molto bene da Selva Colle e mentre si scende da Passo Staulanza sulla destra il versante coinvolto, ma la nube è veramente enorme. Un forte boato e poi la nube è un copione che si ripete sulle Dolomiti bellunesi, alle prese con l'estate dei record e più in generale con il cambiamento climatico. Una tragedia sfiorata anche per il sindaco di Val di Zoldo nei giorni che precedono il Ferragosto con i rifugi al completo. Non è un caso che in tanti abbiano immortalato la scena diventata presto virale.
Dopo il distacco in Marmolada del 3 luglio con la sua scia di dolore e sangue e quello immediatamente successivo sulla Moiazza, è il pelmo a riaccendere paura e apprensione. Immediata la mobilitazione di uomini e mezzi, soccorso alpino della Val Fiorentina e vigili del fuoco volontari di Selva sono i primi a intervenire. Subito si è verificato se vi fossero denunce di persone scomparse, poi il sopralluogo anche grazie all'elicottero Drago 149 arrivato da Venezia che ha portato le squadre in quota. La verifica fatta dall'alto ha dato esito negativo, nessuna traccia di escursionisti in zona, mentre anche dal rifugio Città di Fiume, proprio di fronte all'area interessata, e dal rifugio Passo Stauranza è arrivata la conferma che tutti gli ospiti intenzionati a fare delle escursioni dovevano ancora avvicinarsi alla zona al momento del crollo. A metà mattina il sospiro di sollievo è collettivo e le squadre possono rientrare, anche perché il distacco è avvenuto dallo stesso punto in cui il 31 agosto del 2011 si originò il grande crollo che costò la vita ad Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori impegnati in un intervento sulla via Simon Rossi. Il cedimento di un fronte di montagna, di un distaccamento di roccia è pressoché difficilmente prevedibile. Dovremmo a questo punto chiudere tutti i sentieri che in qualche modo si avvicinano a fronti a pareti rocciose. È una situazione assolutamente impossibile da prevedere, ritengo io. Sarebbe come dire vietiamo la circolazione delle macchine perché statisticamente sappiamo che ci sono X morti ogni anno sulle strade, quindi fa parte dei rischi che le persone che amano la montagna devono accettare con i quali devono accettare di convivere. Una giornata storica per Auronzo e soprattutto per i 5 comuni del Comelico. Da un lato la sentenza del TAR del Veneto che accoglie il ricorso dei comuni riguardo al decreto ministeriale che poneva grandissime limitazioni allo sviluppo del territorio, dall'altra le buone notizie sul fronte della galleria. Possono tirare un grosso sospiro di sollievo le amministrazioni dei 5 comuni del Comelico e di Auronzo di Cadore. Nella giornata di ieri il TAR del Veneto ha infine annullato per difetto di istruttoria e motivazione il decreto del 5 dicembre 2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che imponeva pesantissimi vincoli paesaggistici in un'area montana di 420 km2 considerata essere di notevole interesse pubblico. Al decreto erano subito seguiti i 3 ricorsi separati e successivamente accorpati dal TAR da parte dei comuni interessati e dalla Regione Veneto, a cui si è poi aggiunta la provincia di Belluno, poiché il decreto si imponeva come una pietra tombale sulle possibilità di sopravvivenza e sviluppo di un'area già alle prese con numerose problematiche, prima su tutte quella dello spopolamento. Non solo, sul tavolo anche la questione del collegamento scistico tra il Comelico e la Val Pusteria, considerata un elemento imprescindibile per lo sviluppo di un territorio che da tempo combatte contro il proprio isolamento. Devo dire che è una sentenza che ci rende felicissimi, anche perché la provincia si era costituita ad adiuvandum proprio in supporto dei comuni per cercare di togliere questi vincoli che avrebbero impedito lo sviluppo soprattutto dei collegamenti sciistici, ma anche di tutte le attività anche di sviluppo del territorio. Infatti il TAR ha definito all'interno della sua sentenza illegittimo il decreto del MIBAC, poiché fondato su dati istruttori errati e non aggiornati e su una motivazione perplessa e contraddittoria che, più che combattere lo spopolamento, l'avrebbe favorito, compromettendo irrimediabilmente le possibilità di sviluppo economico e sociale dei territori interessati, che peraltro sono già al 96% vincolati per legge. Questo non è che vuol dire che indiscriminatamente dobbiamo utilizzare il territorio senza attenzione anche dal punto di vista ambientale. È chiaro che questo mette comunque dei paletti diversi rispetto a quelli che sono i vincoli paesaggistici così restrittivi che c'erano prima. Adesso mi auguro che si possa da questo ripartire e soprattutto completare quell'investimento del collegamento sciistico con la Pusteria, che per noi è fondamentale, soprattutto per questo territorio del Comelico che è già in difficoltà con i noti problemi legati all'intervento in galleria. E anche sul fronte del tunnel arrivano buone notizie. Il ministro Daniele Franco, prima di lasciare l'incarico, ha consentito il finanziamento di almeno 60 milioni per la seconda canna della galleria Comelico e quindi all'utilizzo della strada ausiliaria della Valle, e ieri ha incontrato con la sua delegazione il presidente dell'Unione Montana del Comelico, Giancarlo Ianese. Verosimilmente i lavori non partiranno prima della prossima primavera e saranno dunque riviste tempistiche e modalità della chiusura, adottando questa volta un approccio orizzontale che possa tenere in considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche sociali dell'intervento in favore di una soluzione di comune accordo.
Ancora la cronaca, 2 giovani bellunesi, entrambi 19enni, sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili di centinaia di cessioni di dosi di hashish a studenti per lo più minorenni dell'istituto professionale alberghiero Dolomier di Longarone. A contribuire all'indagine erano stati gli stessi vertici della scuola, insospettiti da evidenze di consumo di stupefacenti all'interno della struttura. Gli investigatori hanno perciò individuato i 2 soggetti attivi non soltanto nella scuola, sequestrando a uno di essi circa un etto di hashish. Tra i contatti degli indagati vi sarebbe un terzo elemento del luogo già arrestato 2 mesi fa per detenzione di 300 grammi di stupefacente. E adesso la cultura a Viola di Falcade. In questi giorni la commemorazione per i 100 anni della nascita dello scultore Augusto Mürer, una tappa particolarmente intensa del gruppo di eventi promossi in favore dell'artista, perché svoltasi nella sua città natale e dove lo scultore ha sempre mantenuto il proprio studio. Siamo molto fieri di ricordare questa sera un cittadino così illustre. Prosegue il calendario di iniziative volte a celebrare il centenario della nascita dello scultore falcadino Augusto Mürer, artista poliedrico di fama internazionale e uno dei simboli dello spirito delle istanze di rinnovamento del secondo dopoguerra nel Veneto e in Italia. L'appuntamento forse più sentito, carico di emozioni e significato, si è tenuto venerdì nella sua Falcade, a cui l'artista è stato molto legato e dove ha sempre voluto mantenere il suo atelier. È bello ricordare anche questa cosa degli studi, perché la peculiarità di Mürer è che non ha mai voluto lasciare il suo territorio. Poteva andare in giro per il mondo, poteva andare nelle grandi città, ma qui traeva la sua linfa vitale, la sua ispirazione profonda più vera. Un'occasione per celebrare la vita e le opere dello scultore tra la sua gente e le sue montagne, che promettono di preservarne il ricordo come simbolo di un'eccellenza artistica e umana a livello internazionale. Mürer è un nostro concittadino famosissimo, ha lasciato tracce importanti, indelebili della valle e anche fuori della valle, perché è un artista riconosciuto a livello internazionale. E infatti saranno ancora molti gli appuntamenti coordinati dall'amico e scultore Elio Armano, che permetteranno di riscoprire le 1000 sfaccettature di Mürer attraverso mostre e convegni, non solo in Italia ma nel mondo. Ci sono tanti eventi come la mostra magica del Palazzo Fulcis a Belluno, altre mostre che devono tenersi in autunno e convegni estremamente qualificati all'Ateneo Veneto, all'Accademia Olimpica, all'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arte, e dopo altre cose anche in giro per il mondo, penso al Brasile. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al Meteo. Mercoledì 10 agosto, tempo buono sul nostro territorio, ancora interessato dall'alta pressione. Caldo nella norma, senza picchi eccessivi. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto prevale una situazione asciutta e stabile. Non mancherà il sole, sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche addensamento e con il cielo che localmente potrà anche coprirsi, ma non sono attese piogge degne di nota. Temperature in lieve calo, minime tra 13 e 23 gradi, massime invece tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato, il cielo sarà sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali della regione. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime invece oscillanti tra i 28 e i 30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento come ci mostra la grafica, con poche nubi a carattere sparso e non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Tonus
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.